Buongiorno carissime e buongiorno carissimi. Oggi continuiamo la lettura del libro Cuore e Enrico, che è il protagonista del nostro libro, la volta scorsa aveva parlato di un suo compagno di classe, questa volta parla di un altro compagno e questo episodio si intitola Vanità. Ieri andai a fare la passeggiata per il viale di Rivoli con Votini e suo padre. Votini era vestito bene, anche troppo. Aveva gli stivali di marocchino trapunti di rosso, un vestito con ricami e nappine di seta, un cappello di castoro bianco e l'orologio. E si pavoneggiava. Ma la sua vanità doveva capitar male questa volta. Dopo aver corso un bel pezzo su per il viale, lasciandoci molto addietro, suo padre, che andava adagio, ci fermammo a un sedile di pietra, accanto a un ragazzo vestito modestamente, che pareva stanco e pensava col capo basso. Un uomo, che doveva essere suo padre, andava e veniva sotto gli alberi, leggendo la gazzetta. Ci sedemmo. Votini si mise tra me e il ragazzo e subito si ricordò di essere vestito bene e volle farsi ammirare e invidiare dal suo vicino. Alzò un piede e mi disse: «Hai visto i miei stivali da ufficiale?» Lo disse per farli guardare da quell'altro, ma quegli non gli badò. Allora abbassò il piede e mi mostrò le sue nappine di seta e mi disse, guardando di sott'occhio il ragazzo, che quelle nappine di seta non gli piacevano e che le voleva far cambiare in bottoni d'argento. Ma il ragazzo non guardò neppure le nappine. Votini allora si mise a far girare sulla punta dell'indice il suo bellissimo cappello di castoro bianco. Ma il ragazzo, pareva che lo facesse apposta, non degnò d'uno sguardo nemmeno il cappello. Votini, che si cominciava a stizzire, tirò fuori l'orologio, l'aperse, mi fece vedere le ruote, ma quegli non voltò la testa. «È d'argento dorato?» gli domandai. «No», rispose, «è d'oro». «Ma non sarà tutto d'oro», dissi, «ci sarà anche dell'argento». «Ma no», egli ribatté, e per costringere il ragazzo a guardare, gli mise l'orologio davanti al viso e gli disse: «Di tu, guarda, non è vero che è tutto d'oro?» Il ragazzo rispose secco: «Non lo so». «Oh!» esclamò Votini pieno di rabbia, «che superbia!» Mentre diceva questo, sopraggiunse suo padre, che sentì. Guardò un momento fisso quel ragazzo, poi disse bruscamente al figliuolo: «Taci!» E chinatosi al suo orecchio soggiunse: «È cieco». Votini balzò in piedi con un fremito e guardò il ragazzo nel viso. Aveva le pupille vitree, senza espressione, senza sguardo. Votini rimase avvilito, senza parola, con gli occhi a terra. Poi balbettò: «Mi rincresce, non sapevo». Ma il cieco, che aveva capito tutto, disse con un sorriso buono e malinconico: «Oh, non fa nulla». Ebbene, è vanesio, ma non ha mica cattivo cuore Votini. Per tutta la passeggiata non rise più. Adesso un altro episodio che si intitola La prima nevicata. Addio passeggiate a Rivoli. Ecco la bella amica dei ragazzi, ecco la prima neve. Fin da ieri sera vien giù a fiocchi fitti e larghi come fiori di gelsomino. Era un piacere questa mattina alla scuola vederla venire contro le vetrate, ammontarsi sui davanzali. Anche il maestro guardava e si fregava le mani
e tutti erano contenti, pensando a fare alle palle e al ghiaccio che verrà dopo e al fuoco che c'è a casa. Non c'era che Stardi che non ci badasse, tutto assorto nella lezione, coi pugni stretti alle tempie. Che bellezza, che festa fu all'uscita! Tutti a scavallar per la strada, gridando e sbracciando e a pigliare manate di neve e a zampettarci dentro come cagnolini nell'acqua. I parenti che aspettavano fuori avevano gli ombrelli bianchi. La guardia civica aveva l'elmetto bianco, tutti i nostri zaini in pochi momenti furono bianchi. Tutti parevano fuori di sé dall'allegrezza, perfino Precossi, il figliuolo del fabbro, quello pallidino che non ride mai, e Robetti, quello che salvò il bimbo dall'omnibus, poverino, che saltellava con le sue stampelle. Il calabrese, che non aveva mai toccato neve, se ne fece una pallottola e si mise a mangiarla come una pesca. Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, se ne riempì lo zaino e il muratorino ci fece scoppiare da ridere quando mio padre lo invitò a venire domani a casa nostra. Egli aveva la bocca piena di neve e non osando né sputarla né mandarla giù, stava lì ingozzato a guardarci e non rispondeva. Anche le maestre uscivano dalla scuola di corsa, ridendo. Anche la mia maestra di prima superiore, poveretta, correva attraverso il nevischio, riparandosi il viso col suo velo verde, e tossiva. E intanto centinaia di ragazze della sezione vicina passavano strillando e galoppando su quel tappeto candido, e i maestri e i bidelli e la guardia gridavano a casa, ingoiando fiocchi di neve e imbiancandosi i baffi e la barba. Ma anche essi ridevano di quella baldoria di scolari che festeggiavano l'inverno. Qui adesso c'è una lettera, una breve lettera che il padre scrive ad Enrico. Voi festeggiate l'inverno, ma ci sono dei ragazzi che non hanno né panni, né scarpe, né fuoco. Ce ne sono migliaia i quali scendono ai villaggi con un lungo cammino, portando nelle mani sanguinanti dei geloni un pezzo di legno per riscaldare la scuola. Ci sono centinaia di scuole quasi sepolte fra la neve, nude e tetre come spelonche, dove i ragazzi soffocano dal fumo o battono i denti dal freddo, guardando con terrore i fiocchi bianchi che scendono senza fine, che s'ammucchiano senza posa sulle loro capanne lontane, minacciate dalle valanghe. Voi festeggiate l'inverno, ragazzi. Pensate alle migliaia di creature a cui l'inverno porta la miseria e la morte. Tuo padre. Adesso c'è un altro episodio che si intitola Il muratorino. Il muratorino è il soprannome che i compagni hanno dato a un ragazzino della loro classe, perché è figlio di un muratore. Il muratorino è venuto oggi, tutto vestito di roba smessa di suo padre, ancora bianca di calcina e di gesso. Mio padre desiderava anche più di me che venisse, come ci fece piacere. Appena entrato, si levò il cappello a cencio, che era tutto bagnato di neve, e se lo ficcò in un taschino. Poi venne innanzi, con quella sua andatura trascurata da operaio stanco, rivolgendo qua e là il visetto tondo come una mela, col suo naso a pallottola. E quando fu nella sala da desinare, dato un'occhiata in giro ai mobili e fissati gli occhi su un quadretto che rappresenta Rigoletto, un buffone gobbo, fece il muso di lepre.
È impossibile trattenersi dal ridere a vedergli fare il muso di lepre. Ci mettemmo a giocare coi legnetti. Egli ha un'abilità straordinaria a far torri e ponti, che pare che stiano su per miracolo, e ci lavora tutto serio, con la pazienza di un uomo. Fra una torre e l'altra mi disse della sua famiglia. Stanno in una soffitta. Suo padre va alle scuole serali a imparare a leggere. Sua madre è biellese. E gli debbono voler bene, si capisce, perché è vestito così da povero figliuolo, va ben riparato dal freddo, con panni ben rammendati, con la cravatta annodata bene dalla mano di sua madre. Suo padre, mi disse, è un pezzo d'uomo, un gigante, che stenta a passare per le porte, ma è buono e chiama sempre il figliuolo muso di lepre. Il figliuolo invece è piccolino. Alle 4 si fece merenda insieme, con pane e zebibbo, seduti sul sofà. E quando ci alzammo, non so perché, mio padre non volle che ripulissi la spalliera che il muratorino aveva macchiata di bianco con la sua giacchetta. Mi trattenne la mano e ripulì poi lui di nascosto. Giocando, il muratorino perdette un bottone della sua giacca e mia madre gliela attaccò. Ed egli si fece rosso e stette a vederla cucire tutto meravigliato e confuso, trattenendo il respiro. Poi gli diede a vedere degli album di caricature ed egli, senza avvedersene, imitava le smorfie di quelle facce, così bene che anche mio padre rideva. Era tanto contento quando andò via che dimenticò di rimettersi in capo il berretto cencio e, arrivato sul pianerottolo, per mostrarmi la sua gratitudine, mi fece ancora una volta il muso di lepre. Egli si chiama Antonio Rabucco e ha 8 anni e 8 mesi. E qua c'è ancora una breve lettera che il papà scrive a Enrico. Lo sai, figliuolo, perché non volli che ripulissi il sofà? Perché ripulirlo, mentre il tuo compagno vedeva, era quasi fargli un rimprovero d'averlo insudiciato. E questo non stava bene. Prima perché non l'aveva fatto apposta e poi perché l'aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se li è ingessati lavorando. E quello che si fa lavorando non è sudiciume, è polvere, è calce, è vernice, è tutto quello che vuoi, ma non sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai d'un operaio che viene dal lavoro, è sporco. Devi dire, ha sui panni i segni, le tracce del suo lavoro. Ricordatene. E devi voler bene al muratorino, prima perché è tuo compagno e poi perché è figlio di un operaio. Adesso leggiamo un altro episodio che si intitola Una palla di neve. E sempre nevica, nevica. Seguì un brutto caso questa mattina con la neve all'uscire dalla scuola. Un branco di ragazzi, appena arrivati sul corso, si misero a tirar palle, con quella neve acquosa che fa le palle sode e pesanti come pietre. Molta gente passava sul marciapiedi. Un signore gridò: «Smettete, monelli!» E proprio in quel punto si udì un grido acuto dall'altra parte della strada e si vide un vecchio che aveva perduto il cappello e barcollava, coprendosi il viso con le mani. E accanto a lui un ragazzo che gridava: «Aiuto, aiuto!» Subito accorse gente da ogni parte. Era stato colpito da una palla di neve in un occhio. Tutti i ragazzi si sbandarono, fuggendo come saette. Io stavo davanti alla bottega del libraio, dove era entrato mio padre,
e vidi arrivare di corsa parecchi miei compagni che si mescolarono fra gli altri vicini a me e finsero di guardare le vetrine. C'era Garrone, con la sua solita pagnotta in tasca, Coretti, il muratorino, e Garoffi, quello dei francobolli. Intanto s'era fatta folla intorno al vecchio e una guardia ed altri correvano qua e là minacciando e domandando: «Chi è? Chi è stato? Sei tu? Dite chi è stato!» E guardavano le mani dei ragazzi. Se le avevano bagnate di neve. Garoffi era accanto a me. M'accorsi che tremava tutto, che aveva il viso bianco come un morto. «Chi è? Chi è stato?» continuava a gridare la gente. Allora intesi Garrone che disse piano a Garoffi: «Su, vatti a presentare. Sarebbe una vigliaccheria lasciare agguantare qualcun altro». «Ma io non l'ho fatto apposta», rispose Garoffi tremando come una foglia. «Non importa, fa il tuo dovere», ripeté Garrone, «ma io non ho coraggio». «Fatti coraggio, t'accompagno io». E la guardia e gli altri gridavano sempre più forte: «Chi è? Chi è stato? Un occhiale in un occhio gli han fatto entrare, l'hanno accecato, briganti!» Io credetti che Garoffi cascasse a terra. «Vieni», gli disse risolutamente Garrone, «io ti difendo». E afferratolo per un braccio lo spinse avanti, sostenendolo come un malato. La gente vide e capì subito, e parecchi accorsero coi pugni alzati, ma Garrone si fece in mezzo gridando: «Vi mettete in 10 uomini contro un ragazzo?» Allora quelli ristettero e una guardia civica pigliò Garoffi per mano e lo condusse, aprendo la folla, a una bottega di pastaio dove avevano ricoverato il ferito. Vedendolo, riconobbi subito il vecchio impiegato che sta al 4° piano di casa nostra col suo nipotino. Era adagiato su una seggiola con un fazzoletto sugli occhi. «Non l'ho fatto apposta», diceva singhiozzando Garoffi, mezzo morto dalla paura. «Non l'ho fatto apposta». 2 o 3 persone lo spinsero violentemente nella bottega, gridando: «La fronte a terra, domanda perdono», e lo gettarono a terra. Ma subito 2 braccia vigorose lo rimisero in piedi e una voce risoluta disse: «No, signori». Era il nostro direttore, che aveva visto tutto. «Poiché ha avuto il coraggio di presentarsi», soggiunse, «nessuno ha il diritto di avvilirlo». Tutti stettero zitti. «Domanda perdono», disse il direttore Garoffi. Garoffi, scoppiando in pianto, abbracciò le ginocchia del vecchio e questi, cercata con la mano la testa di lui, gli carezzò i capelli. Allora tutti dissero: «Va ragazzo, va, torna a casa». E mio padre mi tirò fuori dalla folla e mi disse strada facendo: «Enrico, in un caso simile avresti il coraggio di fare il tuo dovere, di andare a confessare la tua colpa?» Io gli risposi di sì ed egli: «Dammi la tua parola di ragazzo di cuore ed onore che lo faresti». «Ti do la mia parola, padre mio». Bene, per oggi terminiamo qui la lettura. La prossima volta ci sono altri episodi da leggere. Spero che questi vi siano piaciuti, spero che queste letture vi interessino. Auguro a tutti di passare una bellissima giornata, di stare bene, di essere sereni e come sempre vi abbraccio tutte, vi abbraccio tutti con tanto affetto. Buona giornata.